Dunque, sono Franco Contu e sono segretario nazionale di Progress dal 29 dicembre, anche se è un coordinamento e una segreteria molto partecipata. Volevo agganciarmi un po' a tutta la discussione per dire, tanto come risposta alla signora, che teoricamente dovremmo riuscire a far diventare ecovillaggi le nostre comunità, i nostri paesi, le nostre comunità, che sono tante, sono belle, se ne prendessimo un po' più cura, ecco, se avessimo un po' più cura. Rispetto al discorso del signore, che capisco che probabilmente è stato anche frainteso in una certa, però ecco, la cosa che volevo dire è questa. Per fortuna che c'è Progress, perché queste cose dovrebbe fare l'istituzione, la RAS dovrebbe organizzare in ogni comunità incontri di questo tipo. Noi sopperiamo qualcosa che non viene fatto. Il modo per creare una maggiore diffusione di queste tematiche è quello di avvicinarsi, anche per chi non è indipendentista, a Progress, a diventare sostenitori e darci una mano ad ampliare chiaramente il discorso un po' dappertutto e in tutte le nostre comunità. È chiaro che dobbiamo probabilmente riuscire a capire come unire, come chiudere la filiera, perché quello che io vedo costantemente è che siamo molto bravi, come diceva anche Bobore, a produciamo dei prodotti, dei beni ottimi, ma dobbiamo riuscire a capire come arrivare a tutti i cittadini e a chiudere la filiera, perché se facciamo questo passo la rivoluzione è fatta, le cose si possono veramente fare. E tra l'altro non c'è indipendenza di una nazione come la nostra se non c'è una vera indipendenza alimentare, visto che noi siamo quello che mangiamo. Per fare questo bisognerebbe riuscire a dare più concretezza anche a incontri di questo tipo, cioè dove ci dovremmo impegnare un po' tutti effettivamente poi a dare vita ai gruppi d'acquisto, a riscrivere un nuovo patto sociale che ci unisce in una rete, in un'unica rete, tutti quanti, i cittadini, che non mi piace chiamarli consumatori, e le attività produttive, le nostre attività produttive, in modo molto molto concreto, perché l'utilizzo del denaro, quando il signore prima raccontava che al supermercato vedeva come veniva fatta la spesa, come veniva fatta la spesa, è lì, è l'uso politico dei soldi, perché se ci lamentiamo di tutto e poi i nostri soldi li diamo e prendono il volo, vanno da altre parti, finiscono multinazionali e poi dopo non faremo che continuamente alimentare questa schiavitù e questa maledizione, e di posti di lavoro non ne tireremo mai fuori uno. Invece noi dobbiamo capire che spetta solo a noi, all'utilizzo dei nostri quattrini, come spendiamo i nostri soldi. Siamo tutti i giorni bombardati dalla comunicazione. Io purtroppo sono stato dall'altra parte della barricata, l'ho fatto purtroppo fino a un po' di anni fa, sono stato consulente anche per la grande distribuzione e so quali sono le dinamiche e quali sono le dinamiche e le logiche. Hanno voluto trasformarci in un popolo di consumatori, ok? E non facciamo altro che il loro gioco se non capiamo che noi abbiamo il coltello dalla parte del manico, ce l'abbiamo noi col nostro denaro e con le nostre scelte. Basterebbe questa consapevolezza per cambiare le cose. Io faccio un piccolo esempio del 94, quando Berlusconi è entrato in politica. Allora, quando Berlusconi è entrato in politica,
C'è stata un'unica realtà che l'ha messo veramente in discussione, l'ha messo veramente in crisi, era il 94 e nacquero, io stavo in Italia, sono in Sardegna dal 2004, allora stavo là nel 94, e nacquero in Italia i Bobby, boicottiamo il Biscione. Questi avevano fatto una proposta semplicissima, avevano detto disintonizziamo dai canali televisivi che vediamo le 3 reti Fininvest. E questo vedrete che abbandona immediatamente la politica. Avevano messo in piedi un grande movimento e avevano aderito 4-5 milioni di persone che avevano disintonizzato le cose. La persona che ha promosso questa cosa è stata brutalmente violentata e sodomizzata a Ferrara. Furono degli ultra del Milan a fargli questo, su tutta una storia così, ma in realtà è logico capire come sono andate le cose. Gli hanno tagliato le gambe immediatamente a quella cosa. Quello valeva più di qualsiasi altra cosa. È toccare nel portafoglio che fai male. Togliere 5 milioni, 5, 6, 7 milioni di persone che si toglievano quei canali e vedevi veramente come se ne scappava dalla politica. La stessa cosa qui, finché continuiamo ad andare a fare la spesa al supermercato e mi prendo le sottilette Kraft e poi mi prendo quello e poi mi prendo quello e i nostri soldi prendono il volo e poi dopo tutta una serie di altro utilizzo del nostro non riusciremo mai più a cambiare le cose e poi lavorare per unire, per chiudere la filiera. Veramente noi dobbiamo stare vicino ai produttori, vicino chi fa delle cose buone. È inutile che pensi a andare in Cina, in Giappone, pensiamo a produrre, a vendere nelle nostre comunità e aiutiamo i produttori a fare questo, aiutiamoli concretamente. Mi costerà apparentemente €1 in più, ma chi se ne frega, ma quello mi ritorna, dopodomani quel produttore assumerà un collaboratore che sarà mio figlio, è come quelli che dicono poi non mi comprano le cose e hanno delocalizzato le aziende in India. Ho capito, non c'è più nessuno che ha lo stipendio, come fai a pensare che qualcuno ti compra le scarpe che produci in India? Allora, bisogna stare vicino ai produttori, dobbiamo capire come unirci come cittadini e utilizzare consapevolmente il denaro, dobbiamo capire come incentivare attraverso il nostro risparmio nuove produzioni e nuovi con la finanza di prossimità. Adesso tra poco ci sarà la possibilità di finanziare attraverso il crowdfunding concretamente ogni attività che nasce nel proprio territorio. Dobbiamo fare queste cose, è su queste cose che noi possiamo realmente cambiare tutto e pensare di prospettarci un futuro di un certo tipo dove i nostri figli non sono schiavi di quel tipo di sistema. Per quanto riguarda l'agricoltura, speriamo di uscire dalla dinamica industriale, di slegarci totalmente da una logica che ci penalizza, perché è una logica dove noi siamo piccolini e combattiamo contro dei colossi, dei territori giganteschi che chiaramente hanno numeri diversi rispetto ai nostri. Secondo me questa è solo questa, secondo noi, secondo Progress, questa è la via. Ecco, magari sui prossimi incontri dovremmo riuscire proprio a capire poi anche concretamente, al di là di queste presentazioni dei produttori dove poi prendiamo nota e ci informiamo, ci andiamo, io ci vengo alla festa, esatto. E al di là di questo riuscire a capire poi concretamente come stringere un patto tra di noi, tra cittadini, produttori, un patto virtuoso che abbia una ricaduta benevola sul territorio e che produca veramente ricchezza per tutti. Grazie.